Alla fine l'accordo è arrivato. La Lega e Forza Italia insieme in Veneto e in Liguria per le prossime elezioni regionali. In campagna liberi, ma non contrapposti, mentre in Puglia Salvini potrebbe stuzzicare l'ala contestatrice di Forza Italia, capitanata da Raffaele Fitto. Ma è sul Veneto che Salvini sa di giocarsi la credibilità della sua segreteria, al punto da fare un passo indietro in Liguria per dare spazio a Giovanni Toti, portavoce di Berlusconi. E con i dati in crescita per gli avversari, ora l'accordo di Arcore fa tirare un sospiro di sollievo all'attuale governatore. In questo momento centrodestra e centrosinistra sono distanziati di 5 punti a favore del centrosinistra. A fronte di una grande alleanza e di una... Ha concluso Zaia, solo delinquenti. Bisogna inasprire le pene, un Parlamento che legiferi in maniera appropriata. Per poi andare alle elezioni politiche e far rivincere il centrodestra. Governatore Zaia oggi a Roma per la conferenza Stato-Regioni sul futuro delle province, che commenta così l'accordo. Noi siamo assolutamente sul pezzo, siamo convinti di raggiungere l'obiettivo, lo faremo con lo spoglio delle schede elettorali il 31 maggio, ma soprattutto abbiamo un bel progetto che parte da una base solida che è quella di 5 anni di ottima collaborazione. E sul futuro dei dipendenti delle province la sua ricetta è chiara. Il governo vorrebbe dare incarico alle regioni ai lavoratori delle province e dall'altro non passa i soldi per gli stipendi. Penso che sarebbe fondamentale, ad esempio, ma questa è mia opinione, bloccare tutti i concorsi della pubblica amministrazione e andare a pescare nel bacino delle province, quindi tribunali, regioni, comuni e chi altri potrebbero attingere da questi lavoratori.